Bologna Città del Trotto. In questo approfondimento siamo andati a trovare la gentleman driver Jessica Pompa che ci ha raccontato la sua esperienza dagli esordi ad oggi. Jessica, tu nella vita sei un ingegnere meccanico, però sei sempre stata una sportiva perché fin da piccola hai sempre conciliato studio con lo sport, sei stata anche un atleta, poi hai giocato anche per la nazionale delle modelle, se non sbaglio, nel periodo in cui era a Milano. Ma come è arrivata la chiamata per correre nel circuito delle stelle? Ero a Milano, ero ad una presentazione appunto della squadra della nazionale fotomodelle e modelle, Italian Fashion Team, e dopo qualche giorno mi arriva un messaggio via Facebook dall'organizzatore del circuito delle stelle chiedendomi se fossi interessata a partecipare a questo circuito ippico benefico al quale appunto partecipavano personaggi dello sport, della politica piuttosto che della TV. E chiaramente alla chiamata ho risposto una breve frase. Ho detto assolutamente sì. Ma all'inizio, scusate ti interrompo, qual è stato l'aspetto più difficile per una appunto come te un po' nuova però sempre appassionata? Devo dire che sono stata fortunata perché mi sono affidata molto al cavallo. Il mio primo cavallo è stato Le Scholz, mio primo nel senso col quale ho imparato, ecco. E quindi mi ha fatto da insegnante Le Scholz e Gustavo Matarazzo. Devo dire che devo molto a loro e devo molto al cavallo perché, sono sincera, andavamo in pista, non conoscevo ancora bene le entrate piuttosto che le uscite, ma il cavallo sicuramente sapeva dove andare, quindi mi guidava lui. Tra l'altro adesso tu corri con i gentleman, ecco com'è stato anche questo passaggio? Il passaggio con i gentleman è stato impegnativo, tra virgolette, nel senso che c'è una tecnica e un modo di correre differente rispetto per dire al circuito delle stelle. Quindi bisogna un attimo entrare nell'ottica di quella che è la categoria, perché chiaramente ci sono gentleman che si avvicinano per doti e per esperienza anche alla categoria dei professionisti, quindi bisogna fare tanta gavetta, però l'importante è stare sempre con i piedi per terra e affidarsi al cavallo. La competizione come la vivi? Non vivo la competizione come un qualcosa di negativo, ma di positivo. È chiaro, mi piace vincere, quello penso a tutti, però la cosa più importante è anche saper perdere e soprattutto capire perché si è persa una corsa o piuttosto perché si è fatto un risultato piuttosto che un altro. Questo è importante, quindi analizzare e dire questa volta ho fatto proprio una cavolata oppure questa volta non potevo fare meglio di così. Ecco, vivo lo sport in questo modo e poi lo sport è un po' anche una valvola di sfogo e in questo caso è anche una grande passione. E con questo termina la prima parte dell'intervista realizzata a Jessica Pompa.